19ª giornata nel girone B del campionato di Serie 2 di calcio a 5 femminile. Il Padova sogna quella che sarebbe una storica promozione nel campionato di Serie A, ma per raggiungere questo traguardo non può permettersi di sbagliare e in casa affronta la Mediterranea Cagliari, che è sì il fanalino di coda del campionato, ma è una squadra tutt'altro che malleabile. Il Padova però parte meglio e trova il vantaggio dopo meno di 5 minuti con questa scivolata di Tasca che batte il portiere e indirizza subito bene la gara. Nel primo tempo però il Padova si distrae un po' troppo a partire proprio dal gol del pareggio segnato da Saba, che arriva su questo calcio di punizione, anche un po' fortunato, che trova la deviazione di Carollo, e poi ancora un gol dalla distanza per il clamoroso sorpasso della Mediterranea Cagliari, ancora con un po' di fortuna con questa conclusione di Serrao. Si arriva nel secondo tempo, il Padova non può più permettersi distrazioni e qua si arriva anche un altro gol rocambolesco. Lo segna dopo più di un minuto Silva. Questa mischia, succede praticamente di tutto, forse anche un autogol, ma fatto sta che il Padova trova il pareggio e poco dopo trova anche il 3-2 con Tasca. Bello questo destro dalla distanza, dopo tanti gol un po' fortunati arriva una bella rete che riporta il Padova in vantaggio, e Padova che quindi non si ferma più e trova anche il poker a servirlo. È ancora Silva con questo tocco sotto misura. Il Padova quindi ritrova il gioco, ritrova i gol, anche se ritrova ancora qualche distrazione, perché la Mediterranea Cagliari non si dà mai per vinta, rientra in partita con Ledda e poi trova ancora il pareggio, ancora con un gol un po' fortunato, lo segna Cannas, e qui la partita può svoltare perché siamo sul 4-4 e guadagna anche un calcio di rigore la Mediterranea Cagliari, che però sbaglia in questo modo con Marquez, e quindi scampato il pericolo ci pensa ancora Silva a trovare il definitivo 5-4 con questo gol sotto misura su assist di Tasca. Una partita come sempre vibrante. Silva poi va a esultare con tutta la panchina, arriva anche il suono della sirena. Il Padova può esultare perché ha vinto 5-4 con la Mediterranea Cagliari, sfruttando anche la sconfitta dell'Audace Verona, raggiunge proprio le veronesi in vetta alla classifica e si giocherà tutto nelle ultime 3 gare. Nel post partita ai nostri microfoni c'è proprio Lidia Silva. Con questa partita, con questa squadra qua abbiamo sempre cioè la difficoltà, perché loro non mollano mai e quindi stiamo sempre lì a lottare indietro. Per fortuna ce la facciamo sempre nel minimo, però è una squadra che è veramente, cioè, tosta, è difficile, cavolo. Guarda, realmente noi non ci pensiamo finché non arriverà il momento. Noi giochiamo ogni partita, ogni domenica, la prepariamo dal lunedì al sabato e resta in quella settimana là, quindi quando arriverà il momento dell'Audace sarà ora di mettere in lavoro, in allenamento tutto quello che dobbiamo fare contro l'Audace, ma al momento non ci pensiamo, anzi, cioè, noi pensiamo individualmente ad ogni domenica cosa dobbiamo fare. A differenza di tutti gli altri, questo è l'anno più bello, l'anno dove veramente tutto il lavoro sta venendo ripagato, e speriamo che continui a venire ripagato perché ci sono tante cose ancora da raggiungere, però senza dubbio è il migliore anno che io nella mia pelle ho vissuto, tanto in Italia come in Spagna. Quest'anno è proprio pieno di soddisfazioni a livello di spogliatoio come a livello di campo e di partite e di tutto.